Potrebbe risolversi a breve la vertenza rifiuti. Una volta firmato il contratto con la ditta Catanzaro, titolare della discarica, si potrebbe ritornare a conferire rifiuti a Siculiana. Affinché però i cancelli vengano riaperti, i fratelli Catanzaro pretendono delle garanzie, fra tutte il pagamento dei crediti arretrati che ammontano a circa 6 milioni di euro ed il riconoscimento da parte dei sindaci dei loro debiti. Ricordiamo che la Regione aveva promesso una prima tranche da destinare al lato Gesa, al fine di gestire al meglio la questione economica, ma da voci non ancora confermate l'importo precedentemente annunciato non sarebbe rispettato. Il liquidatore di Gesa, Restivo, ha già fatto richiesta all'assessorato regionale preposto al fine di essere ricevuta e chiarire la questione, richiesta che ad oggi non è stata ancora accolta dal governo regionale. Sarà probabilmente questa mancata sicurezza del pagamento dei crediti che bloccherebbe gli autocompattatori a conferire rifiuti nella discarica. Dal canto loro i sindaci, con l'approvazione nei diversi consigli comunali dei piani di rientro, hanno già riconosciuto i debiti nei confronti dei fornitori. Questa mattina altra assemblea dei sindaci che è stata incentrata sulla richiesta della ditta Catanzaro. Intanto a vantare crediti non è solo quest'ultima, ma anche le imprese incaricate nelle raccolte della spazzatura ed i lavoratori che ancora devono ricevere gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre oltre la 13ª.